Quando il mio collega Giancarlo mi dice perché dobbiamo scegliere il mare per le nostre vacanze, ma volete mettere l'aria pura, lo iodio, il sorriso della gente, il sole, ma che ne sanno in montagna? Le tre cime di Lavaredo, il Monte Piana, il lago di Misurina, i boschi di Dino Buzzati. Quando il mio collega Andrea mi chiede ma perché la montagna d'estate, vuol dire che non è mai stato qui, ad Auronzo di Cadore. Perché hai scelto Caorle per le tue vacanze 2019? Allora, io vengo qui da quando sono piccola e mi sono sempre trovata bene. La montagna d'estate? Bella, sempre bellissima, meglio del mare per me. Per i bambini che si divertono e piace qua a Caorle stare. Diciamo che è è un bel modo anche per evitare il caldo estivo della città. Cosa offre questa città? Tanta bellezza, un bel centro storico, un bel mare, una bella spiaggia. Si ha comunque tanta gente che puoi farti un sacco di rifugi. Robe. Siamo con il signor Roberto da Mestre, che viene a Caorle da 75 anni. Ma perché allora? Non proprio da 75 ma da 10, perché siamo venuti in gita con la parrocchia per vedere appunto Caorle e soprattutto la Madonnina del Mare. Poi Auronzo offre tanto, offre la montagna, lago, spiaggetta, si sta bene, veramente.